Facciamo un attimo un riassunto. Abbiamo visto nel primo capitolo l'attrezzatura, che cosa ci serve. Nel secondo capitolo i nodi base, che ve ne ho fatti vedere due. Uno generico, che servirà per legare gli ami o fare dei nodi in maniera generica, e un'asola. Quest'oggi terzo capitolo, dove parleremo di come montare la canna. Vi ricordo che questa serie di video è dedicata ai genitori, non è un video per chi fa gare o quant'altro. Si parla di video dedicati ai genitori che vogliono semplicemente passare del tempo con i propri figli a pesca e magari non hanno tutta questa esperienza o non si ricordano bene le basi di come si pesca e soprattutto devono far vedere e insegnare ai propri figli le cosine base, chiamiamole così, per far sì che i nostri bambini inizino ad appassionarsi alla pesca. Detto questo, in commercio esisteranno già delle canne fisse di diversa lunghezza e già pronta all'uso. Qua ne abbiamo una semplicissima, molto carina ed economica, che ha già una montatura già creata. Ma noi dobbiamo far sì che il nostro bambino, tra virgolette, si appassioni e impari a fare da solo. Fare da solo vuol dire creare la propria montatura. Abbiamo già visto nei capitoli precedenti che la canna è molto importante, che non sia la canna che va di moda o la canna che piace a noi, ma che sia una canna funzionale. Funzionale cosa vuol dire? Quando parliamo di bambini è importante che i bambini riescano a tenerla in mano con la propria forza, quindi prendiamo attrezzi dimensionati alla forza dei nostri bambini. Non importa se inizieranno con articoli molto corti, può essere anche una canna di 1 metro, 1,5 metri. Sarà molto importante che il nostro figlio riesca a tenere la canna in mano, perché se ha un articolo troppo pesante, una canna troppo pesante, partiamo già molto male. Ok, quindi adesso andremo a montare la nostra canna. La montatura che dovremo fare è semplicemente questa, una montatura semplicissima, formata da galleggiantino, un piombo e un amo. Ok? Non ci servirà nient'altro di più. Adesso sul tavolo da lavoro ho messo gli articoli che ci serviranno per montare la nostra canna, ma sono tutti di grandezza più grande per farveli vedere meglio, quindi non sono esattamente della grandezza che ci serviranno, sono più grandi per farveli vedere in video. Ok, iniziamo a montare la canna. Prendiamo il nostro filo, un galleggiantino. In questo caso io consiglio spassionatamente di iniziare a pescare con un galleggiantino a pallina. Adesso poi vi dirò il perché. Lo inseriamo all'interno del filo, dopodiché lo fissiamo con la sua asticella. Scorriamo e facciamo un'asola. L'asola che abbiamo già visto nel secondo episodio, al quale attaccheremo il nostro terminale. Quindi abbiamo asola, galleggiantino. Adesso dobbiamo andare a posizionare i piombini, cioè a tarare la nostra lenza. In genere si tara sul 75-80% della grammatura del galleggiante, quindi se abbiamo un galleggiante, per dire come in questo caso, di 2 grammi, andiamo vicini a 1,60 grammo, 1,80 grammo di grammatura. Prendiamo i nostri piombini morbidi e andiamo a posizionarli vicino all'asola. Nostre pinzette, che abbiamo visto insieme alle forbici essere uno degli attrezzi che ci serviranno nella cassettina, mi raccomando.
ed ecco qua la nostra montatura, alla quale mancherà solamente il terminale. Galleggiantino, 3 piombini, asola. Adesso prepariamo il terminale da attaccare all'asola. Quando parliamo di terminali abbiamo due scelte: o andare dal nostro negoziante di fiducia e acquistare terminali già fatti come possono essere questi, o crearli di nostra iniziativa come stiamo per fare. Io adesso è tutto indicativo, mi raccomando, sia il diametro del filo che l'amo che andremo a vedere è indicativo per farvi vedere il nodo che potete trovare come l'asola nel secondo video. Facciamo un'asola, appoggiamo la paletta dell'amo, facciamo 3 giri, 1, 2, 3, facciamo un po' di più di 3, che forse è meglio, 4 e 5. Dopodiché reinseriamo il filo all'interno dell'asola e si tira. Il nostro nodo è bello che è fatto. Mi raccomando, l'amo, potete vedere la grandezza, è del tutto indicativo. Tagliamo l'eccedenza, vediamo un attimino il terminale di che lunghezza vogliamo farlo, ma stiamo pescando con una canna fissa, quindi 30-35 cm basteranno, leggermente di più. Rifacciamo l'asola, quindi una seconda asola, e il nostro terminale, una volta tagliato di nuovo, è bello che è pronto. Amo, terminale, asola. Una volta preparato il nostro terminale, che cosa andiamo a fare adesso? Prendiamo la nostra montatura che abbiamo preparato in precedenza, galleggiantino, piombini, asola, prendiamo il nostro terminale, il nostro amo, del tutto indicativo in questo momento, lo inseriamo all'interno dell'asola, lo facciamo passare e lo reinseriamo nell'asola del terminale e si tira. Eccolo qua che abbiamo un nodo di giunzione fatto dalle due asole. Quindi amo, terminale, le due asole che si vanno a chiudere tra di loro, piombini, galleggiantino, e la nostra montatura per iniziare a pescare con i nostri bambini è bella che pronta. Una volta visto quanto filo ci serve, cioè la lunghezza della canna uguale al filo, facciamo un'altra asola che questa volta sarà di giunzione all'anello della canna. Quindi, preparata, ritagliamo e, come vi stavo dicendo, le canne fisse hanno tutte l'apicale con questo piccolo dettaglio. Questo ci permetterà di attaccare la nostra lenza che abbiamo preparato al suo interno. Adesso la lenza che ho scelto è un po' spessa, ok? E la parte, questo tubicino qua deve salire in modo tale da bloccare il filo in tutte le direzioni, così che la nostra lenza non si possa staccare, ok? E la nostra canna per il nostro bambino è bella che è pronta.